le squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Classico rosso-blu, rosso-azzurro per i paternesi, divisa interamente all white per il Licata, che tutto solo può ragionare, prova il lancio in profondità alla ricerca di Minacori, la tocca forse con un braccio, scoppetta dopo che Dama aveva colpito di testa, calmato un po' la propria protesta. Poi Minacori, proprio lui, pallone che arriva a Mazzamuto a lasciare rimbalzare in aria, il tiro cross che viene bloccato da Latella. Poi Licata si sta aprendo adesso bene con questa serie di passaggi, buono lo stop a seguire di Suaré che può cercare il fondo. Suaré si allunga proprio all'ultimo la sfera e Latella. Candiano vede il movimento di Samaché, Samaché lanciato in profondità, supera Latella ma è fuori gioco, aveva superato Latella in posizione di offside. Il Licata Candiano tocca per Minacori, Samaché va nello spazio, posizione regolare, Samaché sbaglia il pallonetto a tu per tu con Latella, azione clamorosa al minuto quasi 24esimo di questo primo tempo per Minacori che prova a girarsi, pallone che arriva a Samaché, potrebbe allargare per Mazzamuto, Mazzamuto riceve il cross sul secondo palo, fuori misura, poteva anche tentare il tiro Mazzamuto. Candiano, la cicca ad Ama, palla Minacori per Samaché, prova a raggiungere il pallone, va in anticipo Latella che perde la sfera, quindi Samaché si avventura in aria, Minacori atterrato, non c'è fallo, ancora pallone che arriva a Minacori, fischiato un fallo di mano, sembrava averla presa con la spalla, però tutto fermo, punizione per il Paternò. Licata, pallone alla ricerca di Candiano, Visconti, pallone che arriva a Suaré, Suaré si insinua in aria e col sinistro sbaglia la conclusione, che però rimane allicata con Mazzamuto. Altro pallone in mezzo, palla che arriva a Candiano, non un felice impatto col pallone e altra occasione. Visconti arriva con un po' di ritardo Candiano, pallone filtrante a cercare la piana, il tiro fuori misura, però è la prima occasione del Paternò, vera occasione del Paternò, che arriva al 46esimo minuto. Adesso Candiano prova ad andare in aria con Samaché che la stoppa, va in rovesciata, però è debole e di facile lettura per Latella. Per vie centrali per Candiano che serve ottimamente Suaré che potrebbe andare verso il fondo, Suaré entra in aria, cross in mezzo, Minacori al limite dell'area di rigore, anche lui fallisce. Arriva il cross di Candiano, Samaché di testa, palla che rimane lì ed è Guarnera poi a spazzare. Samaché, Samaché mette la palla sul destro, il tiro di Samaché che fa la barba alla traversa, 24esimo della ripresa, lancio in avanti, Calaiò, attenzione a Cangemi, il tiro che però esce ben lontano dai pali di Truppo. Da Candiano, Candiano allarga per Suaré, azione buona per il Licata, il pallone in mezzo, salva Dama con un colpo di testa che mette fuori gioco praticamente tre attaccanti del Licata. Candiano, pallone in mezzo ed è Calaiò che ruba la sfera a Samaché che era pronto a ribadire in porta. Arriva adesso il momento di Gueye, ad uscire sarà Aprile, quindi sarà un Licata trazione anteriore. Fuori un centrocampista, dentro un attaccante, ovviamente sarà arretrato Candiano, sarà arretrato anche un po' Minacori. Va Candiano, palla che arriva in aria, Brunetti trova il tempo ma la conclusione sorvola la traversa. Samaché la prolunga per Gueye, Gueye prende palla al limite, Minacori cade giù, non c'è fallo, anche questa volta sembrava netto. È stato dello stesso avviso il direttore di gara. Candiano, scusate, va lungo, palla che resta a Gueye, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, la sblocca lui, l'attaccante senegalese, al minuto 38 della ripresa, cambia il risultato e a sorridere sono finalmente i gialloblu, in modo meritato, Licata 1, Paternò 0, ha segnato Gueye. Currò non ce la fa più, infatti è lui che deve uscire, affonda a destra il Paternò, il tiro alto di Rizzo,
Matti alla ricerca di Gueye, pallone che arriva a Gueye, pallone in mezzo, Samaché non ci arriva. Gueye, vediamo se proverà a gestire o ad affondare. Gueye va via, va sul fondo, pallone in mezzo, il tiro di Currò deviato. Corner, ma finisce qui. Game over. Aldino Liotta, il Licata torna alla vittoria dopo diverso tempo, dopo diverse partite in cui sono stati ingoiati solo bocconi amari, e lo fa vincendo meritatamente contro il Paternò. Licata 1, Paternò 0, autore del gol Gueye.